E se dico CETA, dico di un accordo che probabilmente va nella direzione di aprire la strada all'agropirateria in Italia. Un accordo con il Canada che Coldiretti sta osteggiando in tutti i modi. Il servizio. Dura condanna di Coldiretti contro l'accordo di libero scambio tra Unione Europea e Canada, meglio conosciuto come CETA. Siglato dall'Unione Europea il 28 ottobre 2016, l'accordo rischia di mandare all'aria un sistema di valori e di garanzie che tutelano i consumatori e gli agricoltori. Da poche ore anche la Regione Veneto ha approvato in tempi record la delibera con la quale dice stop al CETA. Il sospetto, infatti, è che la pirateria alimentare venga legalizzata, dando via libera alle imitazioni del Made in Italy. Tra le pagine dell'accordo spunta il principio di equivalenza delle misure sanitarie e fitosanitarie tra le parti. Tale principio consentirebbe alle colture canadesi di essere commercializzate esattamente come le colture europee, senza tener conto che alcune sostanze vietate nel vecchio continente non sono sottoposte ad alcuna limitazione in Canada. L'accordo di libero scambio delle merci prevede inoltre l'abbattimento della maggior parte dei dazi presenti tra le parti. Così facendo, anche in Italia potrà essere importato liberamente grano duro trattato con il glifosate, insieme a ingenti quantitativi di carne trattata con ormoni. Coldiretti sottolinea che tra la lista dei prodotti maggiormente destinati all'import figurano frumento, pesce congelato, soia, crostacei e legumi secchi di vario genere. Coldiretti Treviso invita tutti i trevigiani ad informarsi e a far sentire la propria opinione, divulgata a livello nazionale attraverso una campagna di sensibilizzazione che coinvolge le istituzioni e le amministrazioni locali ed invita alla mobilitazione dei cittadini da nord a sud. L'appuntamento in particolare per esprimere al Parlamento il disappunto è fissato il prossimo 5 luglio in piazza Montecitorio a Roma. Ora la nostra attenzione va in quel di Caorle, dove le macchine agricole stanno per dare spettacolo in una manifestazione AgriCamp 2017 da non perdere. Ecco il servizio.